Cresce la tensione sui clandestini. Nel veneziano Luca Zaia si scontra con il prefetto Domenico Cuttaia, commissario di governo per il Veneto. Non è vero che in questo momento nella regione, contesta Zaia, ci sono 1900 rifugiati, come dice Cuttaia. Dall'inizio dell'operazione Mare Nostrum ne sono passati 7000, alcuni se ne sono andati, ma altri sono fantasmi, affonda lo stiletto il governatore del Veneto, che vagano senza speranza e senza controllo. E il prefetto ieri ha risposto con un patto che ha stretto a Jesolo con i sindaci del litorale per fermare l'esercito di venditori abusivi che distruggono la rete commerciale sana lungo le spiagge in estate. È accorso pure il questore di Venezia Sanna e i sindaci, preoccupati anche per l'aumento dell'aggressività dei Vucumprà, hanno chiesto di colpire i magazzini di approvvigionamento, di cambiare le sanzioni. Le multe, dicono, sono carta straccia e il sindaco di Eraclea ha proposto anche di individuare un'area dove consentire il commercio ambulante. Se il patto sarà davvero storico, come lo ha definito il Gazzettino, sarà da vedere. Certo è che ci si deve muovere velocemente. A Venezia lo scontro tra abusivi e commercianti regolari dura tutto l'anno e il clima è incandescente. Ieri è scoppiata una rivolta tra una decina di ambulanti regolari contro la polizia municipale in Riva degli Schiavoni. Gli agenti staccano 80 multe al giorno, da 1.000 euro, contro chi, con il suo carretto e i cartelli, supera l'ingombro che gli è stato concesso, mentre sotto i loro occhi i Vucumprà vendono borse tarroccate in nero e non pagano mai le multe.